L'osservatorio è corposo, circa il 30% di chi farà la denuncia dei redditi in provincia di Padova, anche se la campagna finirà il 23 luglio. Il primo dato davvero poco confortante. Cala il reddito medio di chi ha già presentato il 7,30 agli sportelli del CAF della CGIL, dato ancora da formare nel suo complesso, ma le pratiche elaborate sono 28.000 e i numeri parlano chiaro. Scende l'imponibile, di conseguenza scendono anche le ritenute pro capite delle persone, sì. In linea di massima ci siamo resi conto che il reddito medio dei lavoratori dipendenti e dei pensionati è calato rispetto al 2018 di circa 1.500 euro lordi. A credito otterranno soldi dallo Stato 7 cittadini su 10, la media è 770 euro, solo l'8% per ora andranno a debito, rimborsi che arrivano da alcune voci di spesa peculiari, in testa visite mediche e i farmaci. Ora, la voce di spesa abbiamo verificato essere appunto la spesa sanitaria e la media pro capite è intorno ai 1.200 euro all'anno. Poi è interessante anche la verifica che si è fatta sulla partita delle detrazioni del recupero edilizio, anche questa è abbastanza importante. Questa voce raggiunge il 40% delle persone, soprattutto tra i pensionati. Gli anziani poi detraggono le spese per i loro animali domestici. A differenza dei lavoratori è importante proprio come spesa, come tipologia di spesa portata in detrazione la spesa veterinaria. Ci sono poi voci che difficilmente vengono portate a detrazione, in particolare per mancanza di conoscenza. Famiglie con figli, studenti lavoratori possono infatti anche dichiarare le spese per le tasse universitarie e per i mezzi di trasporto pubblico usati. Basta conservare gli abbonamenti. Sicuramente la spesa è una spesa che non ha franchigie, quindi può essere qualsiasi tipologia di spesa. Ricordo però che il reddito è importante ai fini della detrazione perché solo chi paga le tasse ha poi diritto a una restituzione nell'imposta.